ferro tra la Fenice e Beatrice Venezzi. La direttrice d'orchestra ha impugnato la risoluzione del rapporto di lavoro sereno il sovrintendente Nicola Colabianchi. 2 operai morti di infarto ieri pomeriggio, uno sul luogo di lavoro alla San Benedetto. I sindacati chiedono un confronto urgente tra le parti. Da venerdì tornano le zone rosse a Venezia, Jesolo e Chioggia. L'annuncio durante la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza preoccupa l'aumento della violenza giovanile. Degrado e spaccio alle case popolari di Insula del villaggio dei Fiori a Spinea, la denuncia di un imprenditore pronto a spostare l'attività per scarsa sicurezza. C'è il piano per lo sviluppo dei porti veneziani. Dopo 10 anni di lavoro è stato adottato il documento di programmazione strategica di sistema. L'approvazione finale al Ministero. A 2 settimane dalle elezioni, oggi a Cavallino Treporti l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. La sindaca Roberta Nesto, pronti a lavorare per altri 5 anni. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre dunque con il braccio di ferro tra Fenice e Beatrice Venezzi che finisce in tribunale. La direttrice d'orchestra ha impugnato la risoluzione del rapporto di lavoro sereno, dalla sua il sovrintendente Nicola Colabianchi che dice rispettato tutto dal punto di vista contrattuale. Beatrice Venezzi ha impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice. Secondo gli avvocati della direttrice d'orchestra, la risoluzione del rapporto di lavoro comunicata il 26 aprile dal sovrintendente Nicola Colabianchi è nulla, illegittima, inefficace e discriminatoria. La comunicazione dei suoi legali è arrivata alla Fenice quasi in contemporanea con la presentazione della prima stagione lirico-sinfonica interamente realizzata sotto la sovrintendenza di Nicola Colabianchi. Ciascuno è libero di adire le vie legali secondo quello che ritiene opportuno. Naturalmente noi sappiamo che lei il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto. Sempre secondo la lettera inviata dai suoi avvocati, Beatrice Venezzi sarebbe venuta a conoscenza dell'interruzione del rapporto di lavoro attraverso gli organi di stampa. È falso, le è stato comunicato secondo tutte le vie di legge come richiesto, è stato mandato una mail, un telegramma e una raccomandata, più di questo. Dice che non ci sono le basi per fare azioni legali contro la Fenice. Secondo me non ci sono assolutamente. La nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale della Fenice aveva suscitato quasi da subito una lunga serie di proteste e polemiche con in prima fila i dipendenti del teatro, fino a diventare un caso politico in grado di chiamare in causa anche il governo ed estendersi e far discutere per il prestigio della Fenice anche a livello internazionale. Questo disastro che è stato compiuto da chi aveva il potere di decidere ricadrà senz'altro purtroppo sulla Fenice, ma anche sui contribuenti che dovranno probabilmente pagare dei danni alla Beatrice Venezzi. Questa è la responsabilità di chi aveva il potere di decisione e ha sbagliato decidendo un uomo solo al comando senza confrontarsi con nessuno, e questi sono i risultati. Colabianchi ha escluso in maniera assoluta la possibilità di un accordo economico con Beatrice Venezzi. Certo, ha aggiunto Colabianchi in conferenza stampa, saranno gli avvocati a indicare la condotta da tenere. Noi comunque, ha concluso, siamo totalmente sereni perché abbiamo rispettato tutto dal punto di vista contrattuale. Alla Fenice c'è fretta di voltare pagina, a partire dalla nuova stagione musicale alle porte. Sarà una stagione con molte novità, nel senso che ci sono molti titoli che non erano stati proposti da diverso tempo, e ci saranno appunto ciascun direttore artistico dà un'impronta alla propria stagione, quindi essenzialmente una stagione che comunque va a soddisfare le esigenze, le richieste, i desideri del più ampio pubblico possibile. 2 operai morti di infarto ieri pomeriggio, uno sul luogo di lavoro alla San Benedetto, e i sindacati ora chiedono un confronto urgente tra le parti. 2 lavoratori morti per infarto in 2 distinte situazioni. A perdere la vita sul luogo di lavoro alla San Benedetto di Scorzè dopo le 19 il cittadino di origine bengalese Kazi Shakib, di 48 anni, lavorava come carrellista per la cooperativa BS, trovato riverso a terra da alcuni colleghi che, attoniti, hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto, oltre al SUAM 118, arrivati anche i carabinieri e lo Spisal. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Per il carrellista non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno potuto solamente dichiararne il decesso.
Poche ore prima a morire di infarto Natale Simon, 55 anni, dipendente Veritas come autista dei mezzi per la raccolta differenziata. Aveva da poco finito il turno di lavoro a Portogruaro quando, rientrato a casa verso le 14 a Concordia Sagittaria, il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere. Già fissata la data dei funerali previsti per il 12 giugno alle 15 a Concordia Sagittaria alla cattedrale di Santo Stefano. Le due morti hanno riaperto il dibattito sulle condizioni di lavoro e sulla prevenzione. La CGIL ha chiesto alla San Benedetto un confronto urgente anche con le rappresentanze sindacali sui carichi di lavoro e sulla gestione di turni. La CISL sottolinea il nodo della frammentazione di responsabilità con la catena dei subappalti. Ma quello che io mi chiedo è, e i committenti coinvolgerli direttamente, evitando che ci siano sempre richieste più assurde o implementazioni di servizi o pressione indiretta anche ai lavoratori, e le istituzioni, noi non possiamo che stringerci al dolore dei familiari e sperare che questo bollettino cessi di aumentare. Vaporetti fermi per alcuni minuti nel pomeriggio a causa del maltempo che si è abbattuto a Venezia. Oltre alla pioggia battente e alle raffiche di vento è scesa anche la grandine. I turisti che si erano recati in visita in centro storico sono corsi al riparo, alcuni hanno cercato rifugio sugli imbarcaderi. Da venerdì tornano attive le cosiddette zone rosse nei comuni di Venezia, Jesolo e Chioggia. L'annuncio durante la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza. Sul fronte sicurezza, a proposito, preoccupa in particolare l'aumento della violenza giovanile. Partiranno da venerdì, noi contiamo di adottare per il territorio della città metropolitana di Venezia una serie di provvedimenti che riguardino sia il territorio di città Venezia, quindi Mestre, Marghera e la parte lagunare, e ovviamente le due città che ce lo hanno richiesto, che sono Chioggia e Jesolo. Tornano le zone rosse. L'annuncio arriva dal prefetto di Venezia Darco Pellos, che ha presieduto a Cacorner la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, un tavolo che riunisce i prefetti del Veneto, i vertici delle forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. La violenza giovanile è uno dei temi caldi, uno dei fronti aperti che genera maggiore preoccupazione. L'ultimo episodio grave a Sottomarina, una violenta rissa tra una quindicina di giovanissimi in Viale Venezia la notte tra sabato e domenica. Sono dei comportamenti che sono degenerati, che non sono attribuibili specificamente ad uno solo motivo, ma ad una serie di concause. Certamente molti dei comportamenti più disagiati sono determinati da un abuso di alcol, talvolta anche da comportamenti dei gestori dei luoghi di ricreazione, che quindi vanno altresì osservati, ma stiamo collaborando anche con queste categorie per giungere ad un livello di sicurezza che sia adeguato. Le risposte delle istituzioni arrivano, dice il prefetto di Venezia. A Jesolo, ad esempio, dagli interventi dopo la rissa di via Herrera o dopo la rapina di un minorenne in piazza Carducci, fino all'aumento numerico di personale delle forze dell'ordine. Ma le risposte, aggiunge Darco Pellos, devono arrivare anche dalla scuola, dalla famiglia e dalla società civile. Sul territorio delle forze dell'ordine ci sono, e la dimostrazione è data dalla capacità delle forze dell'ordine di intervenire immediatamente in tutti i casi in cui si sono verificati dei disagi. E questo, la dimostrazione di Jesolo, è proprio quanto di più efficace si possa fare. Avete visto come anche gli ultimi episodi siano stati immediatamente contrastati dalle forze dell'ordine, sono stati immediatamente individuati i soggetti. Zone rosse sono una risposta a questo genere di problemi? Sono una delle risposte, non esiste nell'ordine della sicurezza pubblica una risposta unica, c'è una risposta che deve essere data dal sistema, e ovviamente noi che ci occupiamo di sicurezza possiamo dare questo tipo di risposta che ha un atteggiamento di prevenzione e non di repressione. La polizia ha sgomberato un complesso immobiliare dell'Atere in via dello Squero a Mestre, coordinata dal commissariato di Mestre. L'operazione ha coinvolto anche agenti della questura, carabinieri, rinforzi del reparto mobile di Padova e una unità cinofila antidroga. Alla presenza del personale Atere e dell'ufficiale giudiziario è stato eseguito uno sfratto, al termine del quale l'alloggio è stato messo in sicurezza. Sono stati ispezionati tutti gli appartamenti vuoti che si presentavano in condizioni di forte degrado, le parti comuni e i garage sotterranei. L'intervento ha portato al ripristino di un totale di 7 appartamenti risultati forzati.
Degrado e spaccio alle case insula del villaggio dei Fiori a Spinea, la denuncia di un imprenditore pronto a spostare la propria attività. Posso dire che il più delle volte sono proprio le persone che invadono gli appartamenti chiusi che poi alla fin fine creano questi problemi. Lei chiede una attenzione che dice adesso non c'è verso quest'area. Non c'è, mi spiace dirlo, ma proprio non c'è. Spinea, villaggio dei Fiori, complesso Sanremo, lungo l'area degli alloggi popolari del Comune di Venezia, gestiti da Insula, a pochi passi dalla nuova sede della polizia locale. Qui, al calare della sera, le corti interne diventano abituali punti di ritrovo di gruppi di giovani dediti allo spaccio e al consumo di droghe. Al mattino i segni del degrado, escrementi umani, rifiuti abbandonati, bottiglie rotte, accumuli di sporcizia. Qui si aggiunge il degrado davanti agli ingressi delle abitazioni, con gabbie d'animali nei giardini condominiali e panni stesi ovunque negli spazi comuni. A denunciare pubblicamente la situazione di malcontento è Pier Antonio Del Turco, imprenditore attivo nel settore della ricerca scientifica e farmacologica, la cui azienda, nota a livello internazionale, opera da anni proprio nell'area interessata. Creda, se fate un giro qua dietro, purtroppo è veramente sporco, proprio è tutto gente che è abituata, che finisce la pizza e butta il cartone lì, no? Dove abbiamo gli uffici, ma anche qui abbiamo installato un sistema di sicurezza con le telecamere, con la registrazione, che tra l'altro un paio di volte è servito anche ai carabinieri. Del Turco si dice sempre più preoccupato per le condizioni di decoro, vivibilità e sicurezza per sé e per i suoi dipendenti, tra cui scienziati, biologi e ricercatori. È un'azienda la nostra dove gira parecchio materiale importante, tanti soldi, che non sono qui chiaramente. Alla richiesta dell'industriale puntuale la risposta del sindaco di Spinea, pur riconoscendo le criticità e ricordando l'impegno di carabinieri e polizia locale, ricorda anche come la competenza sugli alloggi popolari faccia capo al Comune di Venezia. Nella passata gestione di Insula c'erano state fatte promesse, quello di intervenire con delle guardie giurate, intervenire rimuovendo contatori del gas e dell'acqua. Di questo non è stato fatto nulla. Se la situazione non cambia, lascio tutto e sposto l'azienda, replica laconico l'imprenditore. Lo ripeto perché è a malincuore, guardi. Io ho un terreno in zona artigianale a Milano, dove ho anche permesso per costruire il progetto già approvato. Ad oggi non l'ho ancora fatto, però non posso più sopportare una cosa così. Per la sicurezza dei miei ragazzi e anche per l'immagine della mia azienda, ribadisco qua, vengono a visitarci clienti molto importanti di multinazionali. C'è il piano per lo sviluppo dei porti veneziani. Dopo 10 anni di lavoro è stato adottato il documento di programmazione strategica di sistema. L'approvazione finale spetterà al Ministero. Ci sono delle aree sulle quali si era dibattuto molto, che passano alla competenza pianificatoria della città, sia in particolare a Venezia che a Chioggia. Dà la possibilità di rivedere invece in alcune aree in cui il porto vuole tornare a dire la sua, che vanno in autonomia del porto. E poi c'è una proposta di allargamento che arriva dalla regione stessa, di allargamento appunto dell'ambito del porto a Porto Levante e Porto Pila. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha adottato il documento di programmazione strategica di sistema, uno strumento essenziale per definire le prospettive del sistema portuale, di cui a oggi sono privi solo gli scali di Venezia e Gioia Tauro a Reggio Calabria. Molti punti di intervento vista la specificità di Venezia, unica tra gli altri porti italiani. I rapporti con il Mose, i rapporti, il fatto di inserire anche nel documento regolatorio il porto offshore, quindi tutte quelle che sono le nostre future iniziative sono comprese in questo documento, che da un punto di vista politico è un documento molto importante, perché comunque pone le basi per la pianificazione regolatoria specifica. Un risultato che si attendeva da tempo. Si tratta del passaggio preliminare di un iter che dovrà passare attraverso gli step intermedi del parere dei comuni competenti sul territorio e l'intesa con la Regione, prima di giungere all'approvazione finale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un percorso che dovrebbe giungere a compimento entro la fine dell'anno.
Ridisegna completamente la mappa dei porti e darà la possibilità poi in un secondo momento di fare i piani regolatori portuali, quindi Venezia il suo, Chioggia il suo, eccetera. È molto importante perché ad oggi ci sono diverse attività che richiedono una regolazione, una regolamentazione, magari attività che erano già insediate, altre che potrebbero insediarsi, alcune che sono state dismesse potranno essere riqualificate delle aree, quindi è il nostro strumento di pianificazione più importante, anche di strategia. La presentazione del piano è stata anche l'occasione per fare il punto sul porto offshore. Entro luglio questa commissione, che sta facendo un lavoro in piena autonomia, definirà se l'ammissione o meno dell'unico soggetto che ci risulta rimasto poi all'assegnazione. L'assegnazione dovrebbe avvenire entro ottobre. Se non sarà assegnata dovremo evidentemente pensare a un altro percorso. A 2 settimane dalle elezioni, oggi a Cavallino Tre Porti l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Cavallino Tre Porti alla presenza dei consiglieri eletti della lista di maggioranza Patto Civico Cavallino Tre Porti e della lista di minoranza Cantieri di Comunità. Una seduta che ha segnato l'avvio del nuovo mandato amministrativo guidato dalla sindaca Roberta Nesto, che ha presentato al Consiglio la nuova giunta comunale e le deleghe assegnate ai consiglieri, delineando la nuova squadra amministrativa. L'obiettivo che ci poniamo nei prossimi 5 anni è di continuare a costruire una comunità coesa, capace di crescere mantenendo la propria identità, garantendo qualità di vita ai residenti e promuovendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Sono state costituite inoltre le 4 commissioni consiliari permanenti. La prima dedicata all'organizzazione dell'ente, agli affari generali, legali e patrimoniali, all'organizzazione degli uffici, all'informatizzazione, ai servizi demografici, al personale, alla vigilanza urbana e alla protezione civile. La seconda relativa al territorio, al patrimonio, alla pianificazione e gestione del territorio, all'urbanistica, all'edilizia privata, all'ecologia e ambiente, alla viabilità e alla legge speciale per Venezia. La terza all'area economico-finanziaria, alle attività produttive, al bilancio e ai servizi pubblici. Infine la quarta dedicata alle politiche e ai servizi alla persona, alla sanità, all'istruzione, alla cultura, all'associazionismo e alle pari opportunità. Ad un mese dalla nuova ordinanza di sicurezza balneare a Jesolo e Cavallino, il comandante della Guardia Costiera traccia un primo bilancio. È necessario adesso garantire maggiormente una distinzione tra zone riservate alla balneazione e zone in cui è invece possibile navigare o ormeggiare. A un mese dalla nuova ordinanza di sicurezza balneare a Jesolo e Cavallino, il comandante della Guardia Costiera traccia un primo bilancio a partire dall'abrogazione dell'area di ancoraggio di Punta Sabbioni e il libero accesso con natanti allo specchio acqueo antistante la laguna del Mort. Uno dei temi più discussi riguarda poi il servizio di salvamento e se l'ordinanza imponga orari più estesi o meno. Gli orari minimi sono stati confermati. L'ordinanza però introduce un principio di buonsenso. Qualora una struttura di balneare decida di restare aperta dopo la chiusura o comunque dopo gli orari o aprire prima degli orari minimi, la stessa è tenuta a garantire il servizio di salvamento nel momento in cui attiva il servizio di spiaggia. La Guardia Costiera lancia un messaggio a cittadini e operatori. Il litorale di Jesolo è uno il Cavallino Tre Porti è uno dei più affollati e popolati d'Italia durante questo periodo. Noi come Guardia Costiera ci impegniamo a garantire la sicurezza di tutti, però la sicurezza parte innanzitutto dai comportamenti responsabili di ognuno. Faccio appello soprattutto alle singole persone. Il vostro intervento arriva prima del nostro e quindi un vostro comportamento corretto evita tante volte quello che può degenerare in situazioni peggiori. La Procuratoria di San Marco ha deciso di realizzare alcuni mini appartamenti come alloggio di servizio per il proprio personale all'interno del complesso di Santa Pollonia, le parole del primo procuratore di San Marco. 3 alloggi sono già pronti, altri in fase di prossima realizzazione. La Procuratoria di San Marco, che ha la responsabilità sulla custodia e cura della Basilica Cattedrale di San Marco e del suo campanile,
Paron de Casa ha deciso di realizzare nel complesso di Santa Apollonia, che mantiene in gestione, alcuni mini appartamenti per dare una risposta abitativa concreta in termini di alloggio in centro storico al proprio personale, collaboratori e pensando anche ai manutentori per la basilica, figura professionale ormai sempre più rara e difficile da trovare. Così il primo procuratore di San Marco, avvocato professore Bruno Barel, spiega la scelta. La Procuratoria di San Marco dà molta importanza al capitale umano, che è una risorsa strategica, e in questo spirito sta cercando di creare migliori condizioni di lavoro per tutti i propri collaboratori e sta realizzando una foresteria in alcuni spazi del complesso di Santa Apollonia che ora è in gestione. Ne ha già recuperati alcuni, ne sta recuperando altri per realizzare almeno 5-6 piccoli appartamenti da tenere come foresteria per i lavoratori, soprattutto per quelli che vengono più da lontano, per i restauratori che cerchiamo in tutta Italia, perché abbiamo bisogno di avere una grande collaborazione di professionisti. Aggiornati e rinnovati anche tutti i contratti di lavoro con il personale e collaboratori. Abbiamo rinnovato il contratto nazionale di lavoro, stiamo negoziando un nuovo contratto aziendale, abbiamo recentemente rivisto le posizioni retributive dei vari collaboratori e continueremo a farlo anche con un sistema di welfare per rispetto verso chi lavora con noi e perché siamo tutti dalla stessa parte per il bene della Basilica e di Venezia. Voltiamo pagina. 90 chilometri per la vita da Vicenza a Venezia nel nome del dono da parte della Fidas di Monticello Conteotto. 90 chilometri per ricordare che donare sangue significa donare vita. Da Monticello Conteotto a Venezia i runners di Io Dono, Lui Vive hanno trasformato una sfida sportiva in un messaggio di solidarietà. Ogni passo è stato un invito alla donazione e un omaggio a Mauro, portato nel cuore nel percorso. Un esempio di impegno, comunità e generosità che merita un applauso, come hanno sottolineato alla partenza la sindaca Gilberta Pezzin e Cristina Zanini, consigliera di opposizione e sorella di Mauro. Il presidente di Fidas Monticello Conteotto afferma: sono 90 chilometri nel segno della solidarietà, questa è la 10ª edizione. Io ricordo molto bene la prima edizione quando è nata, che è quella che fra l'altro ci ha fatto fare il ponte proprio con la Fidas di Venezia. Partiti da Cavazzale e arrivati a Spinea, sono stati 60 chilometri che mai avrei pensato essere qua 10 anni dopo, ed è sempre stata portata avanti con grandissimo entusiasmo. Mentre il presidente Fidas di Venezia Vito Capotorto sottolinea il supporto logistico e di questo siamo molto contenti nonostante tutte le difficoltà. Così come il vice sindaco di Spinea Emanuele Di Tadi spiega che la politica del dono, che è quella appunto con un gesto semplice, simbolico ma forte, di sensibilizzare ovviamente tutti quanti. Infine la consigliera regionale Laura Besio rilancia che Venezia sottoscrive questo bellissimo messaggio di solidarietà e generosità che è partito da Vicenza ieri sera attraverso le gambe e la volontà dei tanti volontari Fidas. È tutto per questa edizione, ora sigla e previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.